Salve a tutti ed eccoci qui per la nona puntata dell'Impresa al Centro. Vi ricordo che è una trasmissione che fa parte di una serie di trasmissioni che stiamo organizzando con la Confindustria per affrontare per la prima volta dopo anni davvero tutti i settori dell'industria, perché l'industria non è soltanto una cosa che se la gestiscono i titolari delle fabbriche, i titolari delle imprese, ma l'industria è sociale, l'industria è lavoro, l'industria è sostegno alle famiglie. Oggi in particolare parliamo di pesca, parliamo del distretto ittico, quando la pesca diventa industria, perché insomma il Veneto ha tante eccellenze e tra queste eccellenze c'è anche la pesca che sta evolvendo sempre di più nella forma dell'industria. Però c'è anche un grande interrogativo che leggiamo spesso sui giornali da qualche anno: il mare si svuota sempre di più, fra 50 anni forse non mangeremo più pesce, forse sì. Cercheremo di capirlo anche attraverso questa trasmissione, perché abbiamo delle persone che possono rispondere a questa domanda. Abbiamo Massimo Barbin, presidente del Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, che è accanto a me. Abbiamo Emanuele Mazzaro, presidente della SST SPA e direttore del mercato ittico di Chioggia, accanto a me. Poi c'è Raffaele Tiengo, legale rappresentante della New Sea SRL, che è un'azienda, lui dice un'aziendina, insomma, ha detto siamo piccolini tutto sommato, invece è un'azienda di 60 addetti e tra l'altro estremamente evoluta, all'avanguardia, quindi ci racconterà un sacco di cose interessanti. E Alessandro Faccioli, responsabile regionale Coldiretti Impresa Pesca, insomma anche lui rappresenta davvero tutto un mondo estremamente interessante in evoluzione. E poi ci saranno anche dei contributi video, ci sarà Paolo Mancin, presidente della cooperativa pescatori Delta Padano Scardovari, e Fabio Padoan, amministratore Polesana Pesca SRL. Allora, direi che potremmo cominciare subito da Barbini. Intanto inquadriamo assolutamente il territorio, inquadriamo il settore, perché cerchiamo di capire esattamente anche le dimensioni, no? Il vostro è il primo distretto ittico d'Italia. Oserei dire che è il primo distretto ittico dell'Europa, perché le dimensioni e le caratteristiche ormai che lo rappresentano ci portano a dire con assoluta tranquillità che 3.500 imprese, oltre 8.000 addetti e quasi 850 milioni di euro di fatturato all'anno fanno del distretto ittico di Rovigo e di Chioggia il primo distretto organizzato a livello internazionale. Abbiamo ovviamente un distretto in Italia, un altro distretto in Italia importante che è Mazara del Vallo, che forse è più riconosciuto come quando si parla di distretto ittico, ma se andiamo a confrontare i numeri non c'è paragone. Mazara del Vallo fa oltre 250 milioni di euro di fatturato all'anno, ma ha una peculiarità rispetto al nostro, che è più concentrato sull'attività stretta connessa con la pesca, una grande flotta di pescherecci, una pesca diversa da quella nostra, è una pesca con navi fattoria, escono, stanno fuori 30 giorni, sorgeranno a bordo e poi rientrano. Noi abbiamo una nostra importante flotta di pescherecci tra Rovigo e Chioggia, tra la provincia di Rovigo e di Chioggia, ma abbiamo la cosiddetta filiera completa. Ah, ecco. No, perché mi viene da pensare che insomma ci sono delle città in Europa dove la pesca è molto forte, penso al Portogallo, penso che è un paese naturalmente, però insomma penso a certi porti che ci sono, penso alla Spagna, ci sono certi porti importanti. Noi siamo più forti ancora? Siamo più grandi ancora? La differenza nostra è che l'Italia è circondata dal mare, quindi la penisola è circondata dal mare, ma il forte del distretto è che è in un'area concentrata che facciamo 850 milioni di fatturato, in un'area che può essere delimitata in qualche chilometro di lunghezza e abbiamo soprattutto la filiera organizzata, perché noi peschiamo, perché noi trasformiamo, perché noi commercializziamo il pesce fresco, perché noi abbiamo una filiera che si basa anche sulla logistica, che è un'importazione e un'immediata esportazione anche del pesce fresco. Avvertite questa cosa del mare vuoto, del pesce che diminuisce? Sicuramente è un problema la riduzione del prodotto che viene dal pescato. E tenga presente che se noi guardiamo all'interno del distretto il pesce che viene lavorato e pescato strettamente nei porti che si adiacenti al distretto ittico può rappresentare poco più del 10%. Il restante i volumi li fanno proprio il mercato internazionale e il mercato anche mondiale. E poi parleremo di come è organizzata la cosa. Emanuele Mazzaro,
Direttore del mercato ittico di Chioggia, insomma un ruolo importante da far tremare i polsi, no? C'è un mercato all'ingrosso così importante, come funziona? Beh, il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia è un mercato indubbiamente importante, anzi per quanto riguarda sia la flotta sia il volume d'affari è direi il primo mercato d'Italia, ha un volume d'affari importante di 40 milioni di euro all'anno e ha un prodotto che viene commercializzato intorno alle 11.000 tonnellate. È un mercato storico, nasce negli anni 50-60, 50-60, è ubicato anche in una posizione particolare perché è proprio tra Chioggia e Sottomarina. Nasceva come un mercato dove veniva commercializzato il prodotto, ma poi nel tempo è anche diventato un centro di stoccaggio e oggi è un centro di stoccaggio tra i più importanti in Italia in assoluto. Il pesce viene lavorato, viene congelato, surgelato, quindi è un punto di riferimento fondamentale, oltre che per la città, sicuramente per il distretto anche, ma direi per tutta Italia. Beh, comunque anche prima degli anni 50 la pesca era una delle fonti di sostentamento più importanti, no? Per chi abita a Chioggia. Sicuramente, oggi è indubbiamente la pesca è direi l'elemento aggregante anche della città. Basti pensare per esempio che all'interno del mercato ittico mi sono fatto dare i dati proprio freschi dalla direzione del mercato, ci sono intorno ai 600 operatori tra acquirenti e venditori, e quindi ci sono commercianti, pescatori di mare, di laguna, vallicoltori, quindi è un mondo che poi è fatto anche di altri consorzi che trattano per esempio il prodotto congelato e poi ulteriori consorzi che fanno attività di controllo del mercato, quindi è un mondo a tutto tondo che ha una serie di caratteristiche che sono uniche all'interno, anche direi a livello mondiale, cioè quello di poter avere la fortuna di essere in un posto in cui è possibile commercializzare sia il prodotto pescato nel mare, sia il prodotto pescato in laguna, sia anche il prodotto che viene dalla vallicoltura. Quante ditte coinvolte? Gli operatori sono tantissimi, devo dire che appunto intorno a 600 operatori, è vero che il mondo della pesca è in crisi, però è anche vero che attualmente il fatturato del mercato ittico è rimasto abbastanza stabile, nel tempo, negli ultimi anni è sempre intorno ai 40 milioni di euro di fatturato. Beh, insomma, è in crisi comunque, quindi non è in crescita il settore. Questa è una cosa di cui magari possiamo parlare. Beh, allora, Raffaele Tiengo ha un'aziendina, 60 dipendenti. È vero che il settore è in crisi? Ma il settore fa vedere un po' di crisi. Nel particolare la nostra azienda non ha risentito tantissimo perché riteniamo che siamo riusciti a fornire dei prodotti, delle indicazioni e un qualcosa di più ai nostri clienti che non ci hanno abbandonato, quindi diciamo che abbiamo avuto una stabilità e la continuiamo ad avere. Tra l'altro oggi è il primo giorno dopo un fermo pesca che durava da 40 giorni, no? Esattamente, il primo giorno della ripresa della pesca oggi. Quindi, insomma, quindi si ricomincia. Ma durante il fermo pesca i pescatori soffrono? I pescatori non lavorano, fanno vacanza, fanno rimessaggio delle barche, le risistemano per la ripresa della pesca e non guadagnano sicuramente, riceveranno un contributo dallo Stato che non è all'altezza di quello che guadagnano quando pescano, però un piccolo contributo lo ricevono. Comunque riescono a compensare con i giorni in cui pescano, diciamo, quindi si guadagna bene pescando. Io ritengo di sì, che il pescatore oggi abbia un discreto guadagno, che riesca a sopravvivere bene, a differenza invece di moltissimi anni fa, quando il pescatore faceva veramente fatica a portare il pane a casa. Ecco, e qua arriviamo a lei. Lei non pesca, lei trasforma il pesce, quindi lei non conosce crisi, in realtà non è che lavora di meno quando c'è il fermo pesca. No, anzi se si può si lavora un po' di più perché dobbiamo andare a cercare il pesce dove c'è, perché avendo la tipologia della clientela al 90% in Italia, che è la grande distribuzione, e sappiamo che la grande distribuzione vuole tutti i giorni sempre i prodotti da offrire ai propri clienti, altrimenti rischia di perdere fette di guadagno e fette di mercato. Quindi noi
iniziamo al mattino con la ricerca delle informazioni nei principali porti di pesca di tutta Italia, quindi dalla parte adriatica ma anche dalla parte croata, la parte medio adriatica, la parte tirrenica e la costa francese del sud. Quindi, sì, perché il fermo pesca va a zone, no? Quindi quando una zona è ferma, un'altra zona pesca. Esatto. E nel nostro caso il pescato azzurro, che non è possibile averlo in questi 40 giorni, è pescato di un certo tipo che a volante, diciamo. Noi ci andiamo a prendere in altre zone dove non c'è questa pesca, ma c'è la pesca di lampara, quindi è comunque, diciamo, un prodotto diverso da quello che viene pescato a Chioggia nelle nostre zone e che si vende poi anche tutto l'anno. Certo. Quindi, ma la domanda evolve oppure sapete che più o meno vi chiedono sempre la stessa quantità di pesci? No, qua bisogna fare un grosso lavoro di ricerca di informazioni al mattino, è un lavoro molto veloce quello della vendita, devi capire com'è la situazione del pescato, le quantità, le pezzature perché fanno la differenza, avere le informazioni sui prezzi, provare a iniziare a sentire i clienti come sono messi e poi iniziare gli acquisti. Il pesce in quanto tempo vi arriva dal posto più lontano? 8 ore, 6-8 ore ce l'abbiamo in casa. Chiaro che non possiamo pretendere il pesce dalla Sicilia perché è impossibile, quindi arriviamo ad acquistare dove i tempi di percorrenza ce lo permettono. E poi esportate anche? E poi esportiamo anche. Ma attraverso magari gli aerei o i camion? No, con i camion. Abbiamo ormai da oltre 10 anni cambiato le nostre modalità di trasporto, ci avvaliamo ancora dei nostri mezzi, ma utilizziamo moltissimo i vettori, sia in Italia che all'estero. Alessandro Faccioli, allora, Coldiretti ne ha tante da dire. Quali tipologie di pesce vengono pescate? Torniamo a parlare del nostro distretto. La nostra regione, ma soprattutto il nostro distretto, è fantastica perché si hanno tutti i mestieri, le arti del mondo della pesca. E quindi per quanto riguarda la pesca marittima, la volante, lo strascico, le draghe idrauliche, gli attrezzi da posta. Poi c'è una grandissima tradizione di pesca lagunare e addirittura fluviale. Vi è la vallicoltura, che è un'altra nicchia ma molto importante anche storicamente per il nostro territorio. Poi abbiamo tutta quella branca dell'acquacoltura che vede delle eccellenze vere e proprie prodotte tra Chioggia e il Delta del Po. I numeri sono importantissimi perché la flotta veneta ha 650 pescherecci, di cui 380 nel nostro distretto. Tenga presente che poi ci sono quasi 1000 imbarcazioni iscritte all'ispettorato di porto che vengono utilizzate per la pesca delle vongole e per la piccola pesca lagunare e sempre in acqua interna. Gli allevamenti possono servire a salvare questa previsione terribile secondo cui fra 50 anni non ci sarà più pesce? Io spero che questa previsione terribile sia eccessivamente negativa, però la tendenza è quella di andare verso sempre più l'acquacoltura, tutelando nel tempo quella che è la risorsa ittica naturale. Ormai si può allevare quasi tutto, no? Quasi tutto, la tecnica sta facendo dei passi importanti per arrivare ad allevare anche quelle specie più difficili nell'allevamento. Ma io ricordo un tempo fa che era venuta fuori quella polemica con l'Unione Europea che imponeva le reti con le maglie larghe e i pescatori della nostra zona dicevano non è possibile, il pesce dell'Adriatico è piccolo. Ma sì, perché poi si rischia di essere eccessivamente burocrati e applicare delle regole nel nostro mare che sono fatte per altri mari. Allora io le faccio il solito esempio, magari banale, però un merluzzo dei mari del nord non è come il merluzzetto che c'è da noi. E com'è finita poi? Siete riusciti a ottenere delle deroghe a questa cosa della rete? Abbiamo avuto nel tempo delle deroghe, ma poi c'è stato un assestamento su una dimensione della maglia
che ha visto d'accordo l'amministrazione, il pescatore, insomma, e il mondo della pesca in generale. Ok, allora questo è il momento del contributo esterno, un servizio sulle cozze. Ci sarà nel servizio Paolo Mancin, che è presidente della cooperativa pescatori Delta Padano Scardovari. Siamo a Scardovari, nel Basso Polesine, nel cuore del Delta del Po. Qui domina l'allevamento del mollusco, una vera e propria eccellenza che coinvolge numeri importanti di addetti. Scopriamo insieme a Paolo Mancin, presidente della cooperativa pescatori Delta Padano Scardovari, i segreti di questa attività. Benvenuti nella nostra sede, la cooperativa pescatori Delta Padano, nata nel 1936, la prima nel Delta. Vi accompagno all'interno dove attraverso un'illustrazione murale vi farò vedere le attività dei nostri pescatori. Qui di seguito vi faccio vedere le nostre attività che facciamo adesso e anche nel 1936 quando è nata la cooperativa. Questa è la pesca con le reti da ferma per le anguille, che si fa tuttora, e i gamberi, i pescherecci che abbiamo adesso e che da tanti anni che escono nel mare. Qui andiamo avanti, il pescatore sta tagliando le reti, che si fa tuttora, tutti i mestieri che si fanno anche adesso. Qua i pescatori stanno preparando le reti per la pesca, la raccolta della canna e poi di seguito abbiamo la pesca delle vongole e veraci e l'attività di preparazione per le cozze. Lasciamo ora la cooperativa per addentrarci nella sacca degli Scardovari, la più grande laguna del Delta, compresa tra le foci del Po di Gnocca e del Po delle Tolle, l'habitat ideale per molluschi come cozze e vongole, che proprio qui vengono allevate. Siamo nella sacca degli Scardovari, zona di produzione della cozza DOP di Scardovari appunto, unica riconosciuta in Italia dal 2013. Queste, come vedete, sono le cozze piccole che seminate da un mese circa e proprio in questi giorni stiamo facendo l'attività di rincalzatura. Questa attività viene fatta all'interno dei capanni, sempre nella sacca degli Scardovari, e per circa 2 o 3 volte, fino ad arrivare al prossimo anno, aprile a maggio, dove verranno raccolte e commercializzate. In quale modo viene tutelata la cozza di Scardovari? Il Consorzio di tutela, di cui io sono presidente, raccoglie al suo interno i pescatori che sono aderenti a questo consorzio di tutela, che allevano le cozze, hanno un codice identificativo, ogni impianto ha un codice identificativo e noi controlliamo che la filiera sia dalla semina, all'allevamento e alla raccolta fino alla consegna del prodotto all'impianto di stabulazione. Il nostro viaggio prosegue nel Consorzio di Scardovari, dove di giorno in giorno convoglia tutto il pescato. Come è organizzato il Consorzio? Il Consorzio è raggruppato da 14 cooperative, praticamente tutte nel Delta del Po, circa 1500 soci, di cui la metà sono donne, che fanno parte integrante di questa compagine. Quali sono i principali obiettivi che intendete raggiungere? Innanzitutto aumentare la produzione delle lagune per dare maggior reddito alle cooperative nostre associate e promuovere il territorio e i nostri prodotti. Si parla anche di vivificazione delle acque. La vivificazione è praticamente il nostro punto dolente, infatti noi abbiamo bisogno di questi interventi nelle lagune per dare ossigeno, per dare acqua fresca agli impianti di cozze e ai nostri orti delle vongole. Quali fasi della lavorazione avvengono qui dentro? Qui tutti i giorni, compresi i sabati e anche spesso le domeniche, arrivano i prodotti dalle lagune, cozze e vongole, vengono messe dentro dei recipienti chiamati bins
e vengono depurati per un giorno intero, dopodiché vengono confezionati e spediti nei vari mercati. Abbiamo visto uno schermo in centro alla sala. Sì, è una cosa importantissima che noi abbiamo già da parecchi anni è la ritracciabilità. Praticamente dal lotto che troviamo sulle etichette delle nostre confezioni riusciamo a risalire dove sono state pescate, in che laguna, quando e da chi è stata pescata, da quale pescatore è stata pescata. Insomma, tutto bene, però c'è questo problema dell'interramento della laguna. Nella provincia di Rovigo, parliamo con Barbin, l'allevamento delle vongole veraci è un'eccellenza. Io ho anche dei dati che mi hanno dato prima, sono 90 quintali di cozze nel 2017 e 30 quintali di vongole veraci, quindi davvero una quantità notevole. Però c'è il problema dell'insabbiamento e quindi della vivificazione delle acque. Come vedete questo problema? Questo è un problema annoso che si ripete quasi annualmente, su cui è necessario trovare degli interventi di natura strutturale, perché è un problema che si ripresenta. E su questo ci sono già state nel passato attenzioni, interventi sia da parte della Regione sia da parte degli altri soggetti deputati, ma io credo che il tavolo dell'attenzione va spostato all'Unione Europea. Non incide solo sui molluschi questa cosa, no? Incide su tutto il pescato. Sì, incide anche sul pescato. Abbiamo una necessità di trovare fonti importanti per dare dignità ad un settore che ovviamente merita la dovuta attenzione. E quando si parla del distretto ittico si parla di un'industria vera e propria, che è la macchina economica di un intero territorio vasto. Avete la percentuale, scusi se la interrompo, di quante persone vivono di pesca? Possiamo stimare nell'area tra Rovigo e Chioggia circa 8.000 addetti, che significa poi famiglie, quindi possiamo parlare di oltre 20.000 persone che possono tranquillamente essere definite soggetti che vivono del settore della pesca. Sicuramente il 60% delle persone, forse, no? Sì. Una percentuale così? Sicuramente più non so se è il 60%, ma è una percentuale importante e qualificante del territorio. E quindi? Ho fatto un esempio un giorno, di recente, presso il comune di Porto Tolle, in una riunione dove si presentava un corso dedicato poi a una riconversione dell'istituto dell'Ipsia di Porto Tolle per dedicarlo alla pesca. Nella sala consiliare c'erano circa 70 ragazzini tra la seconda e la terza media, che sono quelli che poi sono destinati a scegliere gli anni futuri di indirizzo della scuola media superiore. Ho fatto un esempio, ho detto: facciamo un gioco, alzate la mano, chi di voi in casa sua ha un genitore, un fratello o un familiare che si occupa di pesca? Beh, su 70 persone, 57 ragazzi hanno alzato la mano. Siamo lì. Credo che sia significativo. È significativo, decisamente. Quindi voglio dire, l'Unione Europea potrebbe aiutare in questo argomento d'attualità, visto che in questo momento Salvini e Di Maio stanno cercando, più Salvini che forse Di Maio, non lo so, stanno cercando di ottenere qualcosa dall'Unione Europea. Beh, ne avremo tutti i diritti e tutte le necessità, e credo che sia un tema dove non rinunceremo di fare la nostra azione per essere ascoltati. Voi come consorzio distretto ittico? Come consorzio, come operatori, come soggetti di rappresentanza, perché chi rappresenta poi le imprese ci sono le associazioni di categoria, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Federpesca, Federcopesca, cioè Lega Coop, insomma sono tutte associazioni di rappresentanza che hanno un unico scopo, quello di fare lobby, di rappresentare e di cercare di portare alle attenzioni di chi di dovere ovviamente le problematiche del settore. Non solo l'insabbiamento, ma anche per esempio difficoltà di ormeggio a Chioggia, no? C'è anche questo problema. A Chioggia difficoltà di ormeggio non lo so, credo la sappia meglio il collega Posso dire che noi abbiamo un altro problema a Pila, che è l'uscita a mare delle nostre imbarcazioni, perché anche lì ovviamente le maree spostano continuamente i fondali e creano un problema di pescaggio, e quindi ci troviamo, credo annualmente, a dover affrontare il problema per dragare l'uscita a mare dal porto di Pila, perché sennò le imbarcazioni
si impiantano, E non anche riescono ad qui uscire. soldi per gli scavi, ma Sì. anche individuazione delle aree dove portare i fanghi degli scavi, no? Sì, Perché c'è anche un perché problema vengono considerati in alcuni uguale, casi rifiuti, quindi bisogna lavorare in certo. Lo sinergia stesso con gli problema organi di c'è anche nella controllo, laguna con la di Venezia. Capitaneria di Porto, con la Regione, per fare in modo che quello che si fa poi non venga da Sì. una parte concesso e dall'altra Quindi non è un penalizzato. problema insomma di facile No, no. soluzione. Allora, Non c'è nulla di facile. Chioggia, ci sono gli stessi problemi? Sì, sicuramente il problema degli ormeggi è un problema che esiste. In particolare devo dire che è l'ubicazione del mercato, che ha un'ubicazione storicamente anche bella, perché appunto è al centro tra Sottomarina e Chioggia, però crea sia difficoltà per quelli che sono i trasporti e quindi la logistica proprio, i camion che devono passare attraverso la città, ma anche una questione di ci sono difficoltà con le banchine, quindi per gli ormeggi. E la speranza anche dell'attuale amministrazione è quella di poter spostare il mercato in un'altra ubicazione che sia anche chiaramente che vada a pari passi, anzi che vada un po' col tempo e quindi che si adatti all'attuale grandezza del mercato e l'importanza del mercato, ma al momento esiste un problema di ormeggio. Ma è stata individuata già un'area o siamo ancora agli albori? No, sono stati fatti degli studi, adesso non voglio sostituirmi all'amministrazione, so che sono stati fatti degli studi e che stanno verificando la possibilità di spostare il mercato in altre sedi. Allora, quando si parla di vongole, il pensiero va a tutti i pescatori abusivi che pescano i caparozzoli davanti all'ex Enichem, insomma, la tracciabilità del prodotto è importante. Allora, dicevamo, l'azienda di Raffaele Tiengo, la New Sea, è all'avanguardia su questo fronte, cioè cosa fate voi per rendere tracciabile il prodotto? L'onere della tracciabilità è molto importante e noi da sempre, da subito, dal 2005 quando è entrato in vigore l'obbligo, ci siamo adeguati, quindi pretendiamo dai nostri fornitori che ci diano, pescatori, mercato ittico, commercianti o chi che sia, tutte le informazioni di tracciabilità di ogni prodotto che noi facciamo arrivare nel nostro stabilimento, quindi se il prodotto è pescato, se è allevato, gli attrezzi di pesca, le acque dove sono stati pescati e via tutte le informazioni. A questo punto le inseriamo nel nostro sistema, nel nostro database, riformuliamo un nostro lotto e stampiamo delle etichette su ogni imballo che arriva nel nostro stabilimento e da lì stampate le etichette sia con un codice a barre proprietario e sia con tutte le informazioni leggibili da chiunque. Quindi da quel punto lì l'imballo con la nostra etichetta è tracciabile nello stabilimento e anche dopo quando arriva dal nostro cliente, perché le stesse informazioni che sono nell'etichetta si trovano nei DDT di consegna e di trasporto e successivamente anche nelle fatture. Quindi noi riusciamo a garantire, come prevede la legge, tutte le informazioni della tracciabilità che partono da chi ci ha fornito il prodotto fino a chi è andato. Prima e dopo noi non lo possiamo sapere, quindi la legge ci obbliga a fare questo e noi conserviamo tutti questi dati e sono richiamabili in ogni momento che vogliamo. Quindi tantissime volte l'ASL fa degli interventi di richiamo di prodotto, quindi per noi non è un problema, interroghiamo il nostro database e ci dice ne abbiamo comprate tot quantità quel giorno e sono andate 10 a uno a quell'altro, 10 a quell'altro e abbiamo il panorama completo, questa è la tracciabilità. Cioè, intrappella un certo orgoglio da parte sua nel raccontare questa cosa, certo. Però io credo che a casa la maggior parte della gente si aspetti la tracciabilità, no? Perché da quando l'Europa ne ha parlato, ne parla da anni, trovano per esempio al supermercato la carne dove c'è scritto la provenienza, eccetera, quindi un certo tipo di consumatore dà per scontato che ci sia questa cosa, invece questa cosa che voi fate non è così diffusa. Ma, io non posso parlare per le altre aziende, sicuramente per la mia confermo quello che ho detto. Di sicuro, perché il mio lavoro consiste anche nel vedere
cosa succede nei punti vendita, quindi quello che fanno anche gli altri, quindi mi prendo delle giornate per andare a visitare dei supermercati, dei negozi, dei mercati rionali e vedo cose che noi nella nostra azienda non faremo mai. E comunque voi avete tracciato il futuro, diciamo, no? Sicuramente, certo. Ecco, cioè noi con orgoglio, come diceva lei, ma anche a testa alta. Ecco, dicevo, parlavo degli altri, ma per esempio potremmo anche parlare della Croazia, cioè visto che parliamo di tracciabilità, spesso appunto non sappiamo da dove viene il pesce. La Croazia ci fa una grande concorrenza, vero Faccioli? Sì, la nostra legge sulla tracciabilità è efficiente, però forse è troppo tecnica. A volte ci sono delle sigle come zona FAO 37.2.1 e il consumatore fa veramente fatica a cogliere da dove arrivi quel prodotto. Tenga poi presente che il 50-55% del pesce viene consumato fuori dalle mura domestiche e in un ristorante non ci sono obblighi da parte del gestore. Per cui spesso il problema è che non sappiamo il pesce che abbiamo nel piatto da dove arriva e questa è una lacuna. Venendo agli amici... Cioè il ristoratore non è obbligato a dire al cliente da dove viene. Però sarebbe quel valore aggiunto distintivo di un ristorante che cura invece anche l'origine e la tracciabilità del suo Però il prodotto. pesce deve essere buono. Certo, cioè se il pesce non è buono uno può anche chiedere ma da dove viene. No? Però sarebbe un diritto sapere questa sogliola o questo branzino da dove arriva mentre lo mangio o prima di mangiarlo. Certo. Gli amici croati, a differenza nostra che eseguiamo un periodo di fermo vecchio di 33 anni che sicuramente è migliorabile, loro invece durante la nostra fermo di attività continuano a pescare. Il loro prodotto arriva comunque nei nostri mercati, quelli friulani sono quelli più vicini e quelli dove questo prodotto arriva e quindi oggettivamente c'è un problema. Cioè diciamo che rendono inutile il fermopesca sulla nostra costa. Ma nella nostra realtà sì, perché l'Alto Adriatico è un pezzo di mare piccolino, quindi qui impattano i nostri, impattano i croati, impattano l'Albania più sotto e quindi un piccolo mare che è oggetto però di molta attenzione da parte di più marinerie, non solo italiane. E quindi come fare? Cioè state facendo delle pressioni per riuscire in qualche modo a intervenire su questo? Ma sicuramente gli accordi fatti a Bruxelles porteranno prossimamente anche la Croazia ad osservare il fermo pesca. Questo insomma, lo auspichiamo. Dopodiché il fermo pesca potrebbe forse essere migliorato perché adesso è tarato sulla riproduzione di solo poche specie. Però potrebbe essere, invece che tutto ad agosto, 42 giorni, gestito dalle marinerie da giugno a ottobre, oppure dai singoli armatori, dando una innovatività a questo settore e quindi anche durante la stagione estiva molto importante per il nostro Veneto e nella zona dove esiste il nostro distretto, dove c'è un grande turismo, avere la possibilità di avere pesce a chilometro zero. Ecco. A chilometro zero. E la Turchia e la Grecia? Il mare della Grecia non è molto pescoso, no? Però fanno una concorrenza notevole anche loro. Quei paesi rischiano di impattare ed essere concorrenti soprattutto per le specie di acquacoltura e quindi le orati, i branzini, anche le vongole dalla Turchia, dal Marocco. L'Africa si sta organizzando e sta diventando un grande concorrente per quanto riguarda il pescato. I paesi che ha citato sicuramente sono quelli che sono i maggiori competitor. Quindi sul fermopesca così complessivamente dovrebbero essere coinvolti anche Grecia e Turchia? Sicuramente sì, perché se vogliamo una gestione del nostro mare, che è un mare unico per molti aspetti, bisogna che ci sia la condivisione di tutti gli attori e quindi di tutti i pescatori, non solo quelli italiani. E Mazzaro, la peculiarità del mercato di Chioggia, a proposito del fatto che non c'è tanto pesce in Grecia, però ce n'è tantissimo nell'Adriatico. Sì, da noi devo dire all'interno del mercato c'è molto prodotto, molto pesce e in effetti, riallacciandomi anche a quello che diceva il collega Faccioli, sarebbe opportuno rivedere anche il fermopesca proprio perché
riuscire a tutelare le varie specie di prodotto e di pesce che c'è all'interno del mercato anche attraverso un fermo pesca che sia più selezionato, garantirebbe i pescatori e anche l'attività del mercato, ma anche l'economia della città, delle città che lavorano con il pesce. Il nostro prodotto è un prodotto a tutto tondo, nel senso che non abbiamo solamente un pescato del mare, ma c'è anche pescato della laguna, poi ci sono anche le vallicolture, quindi è un prodotto che si trova, un prodotto che si trova solamente nel nostro mercato ed è un risultato eccezionale, ed è una biodiversità eccezionale ed è fondamentale tutelarla anche all'interno del nostro mare. Rispetto ad altri mercati dove magari ci sono certamente ottimi prodotti, però a Chioggia c'è questa peculiarità, cioè di avere ma per esempio, rispetto per esempio in Puglia i pugliesi sono orgogliosissimi del loro mare perché hanno tipi diversi di pesci, però ne hanno tantissimi anche loro. Sì, ma non hanno la laguna. Non hanno la laguna, quindi non hanno i nostri pesciolini, hanno altri pesci ma ne hanno tanti. Sì, ne hanno tanti, come noi ne abbiamo moltissimi, ovviamente noi abbiamo una percentuale elevatissima di pesce azzurro all'interno del mercato, parlo, che viene commercializzato, quindi siamo intorno al 60-70%. Poi abbiamo le seppioline, i polipetti, sì, queste cose qua, loro invece hanno più pescioni, no? Hanno pesci più grandi, certo, ma anche la loro marineria è ha una marineria diversa, un tonnellaggio diverso rispetto al nostro, noi peschiamo nel lato Adriatico. Quindi. E comunque come confronto siamo sempre noi più ricchi. Allora. Sicuramente, ma soprattutto perché noi riusciamo ad avere una biodiversità che altri non hanno, da nessuna parte, non solo in Italia ma in Europa, perché abbiamo la possibilità appunto di attingere dalla laguna, dal mare, ma anche poi avere all'interno delle valli per esempio un certo tipo di cultura, di vallicoltura, quindi un prodotto a tutto tondo. Massimo Barbin, allora, ok, abbiamo una biodiversità notevole, però l'acqua a volte è sporca. Allora, la qualità del pesce? Ma non da sentimentale, ma da realista, non posso esimermi da ricordare che il distretto ittico di Rovigo di Chioggia insiste nell'area del parco del Delta del Po. Quindi già parliamo di parliamo di un fiume che scarica, sì. A parte che ci sono molti depuratori, ma insomma scarica le acque di tutta la pianura padana. Ciò non toglie che le nostre acque sono monitorate e controllate, il nostro prodotto ha una qualità sia sotto l'aspetto del palato, ma sotto l'aspetto organolettico, nutrizionale e quant'altro, che è superiore a tantissimi altri, nonostante che nel mare Adriatico arrivi sia il Po che anche l'Adice, che ovviamente sono portatori ma poi tutto, di scarichi. Il Tagliamento, il Piave, cioè ci sono tutti che arrivano lì, mentre per esempio sulla sponda opposta, la costa opposta in Croazia non ci sono tutti questi fiumi. Però c'è un sistema automatico di correnti che ripulisce, tant'è che i nostri mari, anche sotto l'aspetto turistico, la goletta blu premia sempre anche le nostre spiagge, i nostri mari, perché hanno delle caratteristiche di balneabilità, di area e di ambiente sano. Ecco. E quindi ne andiamo orgogliosi per dire che i nostri prodotti vengono creati in un sistema protetto dell'area del parco del Delta. Ecco, però a me risulta che a Chioggia per esempio è molto diffuso quel batterio che si prende mangiando il pesce crudo, per esempio, no? È vero? A noi non ci risulta, nel senso che il batterio è un rischio che si prende in qualsiasi mare, è un problema di trattamento del prodotto prima di essere consumato, e questo è il problema. Se uno fornisce ad un cliente un prodotto che non è passato per un abbattitore, per un sistema di trattamento, per uno stabulatore o quant'altro, è evidente che se ne assume la responsabilità e il rischio. Io devo dire che i nostri prodotti, anche i nostri fasolari, i nostri prodotti tu li puoi pescare, li puoi prendere, li puoi anche mangiare crudi, il nostro pesce viene anche mangiato crudo perché ovviamente viene trattato, viene controllato e non crea Sì, adesso problemi. c'è una sensibilità maggiore appunto e ci sono gli abbattitori, una volta non c'erano, il pesce crudo si mangiava ugualmente. A proprio rischio. Sì, però si mangiava, io ho mangiato parecchio pesce crudo appena pescato. Io amo pesce crudo, quindi e senza abbattitore, quindi mi sono salvata. Vabbè. I virus delle vongole, ci sono delle ricerche? Qui si fa a distretto, si produce, si trasforma, si lavora, ma si fa anche ricerca. Abbiamo appena avviato un progetto
che è stato riconosciuto tra l'altro dalla Regione Veneto come il primo progetto nell'ambito dei progetti dei distretti, con un finanziamento di 850.000 euro, per uno studio fatto in collaborazione con l'Università di Padova, dove stiamo studiando appunto come intervenire per abbattere alcuni virus che possono colpire le vongole, ma non solo, anche per riuscire a garantire una vita più lunga al prodotto fresco e quindi aumentarne ovviamente la capacità di consumo e di trasporto, allungando anche ovviamente il raggio di penetrazione di questi prodotti. Quindi insomma davvero stiamo indicando il futuro di questo settore, che è un settore che non si ferma assolutamente, anzi si sta evolvendo. Allora rimane comunque uno dei principali problemi proprio la conservazione del prodotto, anche perché poi adesso ci sono questi batteri, questi virus, poi ce ne saranno altri che emergeranno, quindi è sempre continuamente, è importante insomma che la ricerca continui. Ora intervisteremo Fabio Padoan, Polesana Pesca di Portoviro, che ha introdotto la lavorazione del pesce in atmosfera modificata. Gli facciamo subito una domanda: in che cosa consiste la lavorazione del pesce in atmosfera modificata? Vediamo se ci risponde. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutto il pubblico che ci sta guardando da casa. Allora, diciamo che il confezionamento in ATM, per spiegarlo dovremmo partire dal sottovuoto. Le prime confezioni che venivano fatte con il pesce e con altri prodotti comunque alimentari erano nel sottovuoto. Il passaggio all'ATM è stato fatto per una serie di problematiche che dava semplicemente il confezionamento in sottovuoto, e cioè schiacciando il pesce in un sacchettino praticamente o in una confezione con la vaschetta di plastica, questo al minimo urto, alla minima pressione, al minimo tocco, anche quando poi è esposto nel banco frigo, si gonfiava perché praticamente veniva danneggiato il materiale con cui veniva confezionato. Il confezionamento in ATM, atmosfera modificata, invece, protegge il pesce. Perché? Perché la vaschetta innanzitutto è rigida, il contenitore, viene messo un film sopra a protezione e all'interno inserito una serie di gas che normalmente sono 3, cioè azoto, anidride carbonica ed ossigeno, a protezione del pesce stesso e soprattutto a protezione sanitaria per evitare la proliferazione di batteri all'interno del pesce. Questo ha fatto sì che cosa? Che innanzitutto ci sia uno sviluppo di commercializzazione maggiore in alcune qualità di pesce, perché una volta confezionato questo può essere venduto anche su piccole superfici, cioè mentre in precedenza il pesce fresco veniva venduto su, ad esempio, supermercati di grandi superficie, perché avevano bisogno di comunque avere un bancone di esposizione, una sala per la lavorazione, una retrobottega come si dice. Adesso il confezionamento di pesce in atmosfera modificata può essere venduto poi in piccole superfici di 400, 500, 700 metri, dove viene esposto in banconi frigo, in normali frigo con un bel espositore, e la massaia, la persona che vuole comprare il pesce fresco, lo vede e con l'occhio praticamente vede già la qualità del pesce. Oltre a questo, la conservazione in ATM fa sì che abbia una maggiore durata per quello che riguarda il periodo di freschezza del pesce. Noi andiamo, a seconda delle varie qualità di pesce e a seconda dei gas inseriti, da un minimo di 6 a un massimo di 10 giorni. Capite bene che questo fa sì che chi compra il pesce innanzitutto non è obbligato a mangiarlo la sera stessa o il giorno dopo, ma ha un tempo maggiore di durata per avere così sempre a disposizione comunque nel frigo una porzione di pesce. Quindi davvero è strabiliante il tipo di evoluzione che sta vivendo questo genere di settore. Ma come si fa però a conservare il pesce commercializzandolo per esempio all'estero, visto che il pesce si esporta anche all'estero? Ok, innanzitutto farei la differenziazione fra il caso di prodotto fresco, pesce fresco, e prodotto vivo, che possono essere i prodotti che noi definiamo il conchigliame, cioè vongole veraci, cozze, fasolari e qualsiasi altro. Le problematiche che dà il trasporto del prodotto fresco e vivo sono tantissime. Noi per fortuna abbiamo una
trentennale esperienza in merito, siamo fra le aziende principali che sono partite per fare il prodotto all'estero e facciamo tutto con mezzi nostri. Questo ci differenzia da altre attività che usano i camion in conto terzi, perché comunque abbiamo delle tempistiche diverse. Forse è più facile per noi oramai farlo, il trasporto e la commercializzazione, che raccontarlo, perché per fortuna abbiamo negli anni selezionato e formato del personale adatto a questa tipologia di lavoro. Abbiamo dei tempi molto stretti, dovete pensare che per noi consegnare il mercato di Roma o consegnare il mercato di Monaco in Germania, bene o male è la stessa cosa, cioè riusciamo a essere in Germania alle 2 del giorno successivo, alle 2 del mattino del giorno successivo al prodotto pescato, cioè diciamo che il pesce non è ancora 12 ore che è fuori dall'acqua, che è già nei mercati esteri, per arrivare a una consegna media delle 18 alle 20 ore sui mercati olandesi. I nostri maggiori mercati sono la Germania, la Spagna, Francia, Belgio e Olanda. Come si svolge la giornata tipo? Beh, al mattino noi abbiamo gli ordini da parte dei grossisti, dei distributori, dei vari nostri clienti. Il che poi nel pomeriggio, che c'è l'apertura delle aste nei mercati, siamo presenti direttamente o indirettamente sui vari mercati più importanti italiani o per i corrispondenti stessi, e per procurarci il prodotto. Una volta che arriva al magazzino, normalmente questo succede dalle 4, 5, 6 del pomeriggio, nel giro proprio immediato di al massimo un'ora è già righiacciato, facciamo il picking, nel senso che formiamo le palette che poi vanno con i differenti tipi di prodotto, differenti tipi di pesce per ogni cliente, e vengono caricati e spediti con mezzi nostri. Ogni camion in partenza ha 2 autisti, proprio per non avere momenti di pausa che devono fare e potremo perdere del tempo, e ogni camion, naturalmente di nostra proprietà, è refrigerato, temperatura controllata, con diciamo che dei controlli anche a livello di computer per sapere se il frigo funziona bene, dunque siamo sempre in grado di garantire la freschezza e la continuità del freddo per il prodotto. Ecco, quello che mi colpisce è che con questi contatti con l'Europa immagino che abbiate anche un personale che riesce a parlare lingue, che riesce insomma qualificato per avere questi rapporti internazionali. Bene, io distinguerei il fatto di selezione del personale in 2 fasi, selezione e formazione. La selezione viene fatta naturalmente cercando figure idonee alle nostre richieste, al nostro fabbisogno. Possono essere figure tecnico-commerciali, possono essere figure solo commerciali, possono essere figure per quello che riguarda la logistica o il magazzino. La formazione invece è la parte più importante che noi facciamo in azienda, perché le normative negli ultimi anni si sono ristrette notevolmente e per cui noi dobbiamo conoscere, noi nel senso tutto il nostro team deve conoscere ed essere preparato ad affrontare qualsiasi problema sanitario riguardante il prodotto. Abbiamo così un'organizzazione e una formazione del personale che insegna praticamente ai nostri nuovi acquisti, diciamo, che vengono a formare il nostro team, di come innanzitutto riconoscere un prodotto fresco, di come trattare il prodotto e soprattutto la normativa sanitaria per quello che riguarda la continuità, il lotto, la rintracciabilità del prodotto. Abbiamo controlli continui da parte delle autorità sanitarie, è giusto che ci siano, perché noi abbiamo a che fare con un prodotto alimentare, dunque dobbiamo essere attenti alla salute delle persone. Il nostro personale viene quindi formato, abbiamo dei corsi proprio mensili appositamente, a far sì che tutto il nostro prodotto sia seguito dall'entrata alla uscita del nostro magazzino. Poi questo viene fatto con dei mezzi tecnici. Abbiamo dunque chi riceve il prodotto che deve codificarlo subito, deve controllare che tutte le informazioni che vengono messe nell'etichetta siano regolari e deve soprattutto poi far sì che venga tenuto a temperatura costante. Solo così possiamo essere in grado di mantenere un prodotto che
le persone che si affidano al nostro marchio siano soddisfatte. Grazie Fabio Padoan. Beh, insomma, devo dire che si capisce anche perché abbiamo uno dei distretti più importanti d'Europa, insomma, quando si sentono queste evoluzioni nel mondo della pesca. Uno pensa che dietro ci sia un pescatore o un commerciante, invece c'è molto di più. Tiengo, la professionalità, questo è importante perché negli equipaggi spesso ci sono extracomunitari, però nella nostra zona chi pesca è del luogo. Cioè i ragazzi, i figli dei pescatori continuano a fare i pescatori, magari si laureano, però poi continuano a fare i pescatori. Certo, nella nostra azienda abbiamo avuto anche qualche pescatore o figlio di pescatore che ha smesso di fare quel mestiere ed è venuto a lavorare con noi, vantandosi di sapere anche lavorare il pesce, giustamente. Certo. Però la realtà... è un lavoro anche più tranquillo, no? Forse? Lavorare il pesce? Insomma, no? più tranquillo no. Perché sì, non vai in mare. Non vai in mare. Però secondo me è molto impegnativo. Ha ragione Fabio Padoan quando dice che bisogna insegnare a questa gente, perché il turnover fisiologicamente c'è e bisogna gestirlo. Il fatto di preparare le persone è una cosa importantissima. Per noi, la nostra azienda, ci vogliono almeno 4 mesi perché un semplice, tra virgolette, magazziniere impari a fare il magazziniere. Il magazziniere non è più un facchino che sposta il prodotto, deve sapere tutto quello che ha detto Padoan prima. Tra parentesi, questo decreto dignità di Di Maio vi mette in difficoltà? Voi avete tutti i dipendenti fissi? Noi abbiamo tutti i dipendenti fissi, usiamo le formule dei contratti a tempo determinato per arrivare con le persone che formiamo a metterli a tempo indeterminato. Quindi a voi va bene quello che ha detto Di Maio, insomma. Cioè, ci ha ristretto un po' i tempi. Diciamo, della prova, però va bene così. Sommato. Quello che manca, se mi permette, è una formazione del personale che lavora all'interno del distretto fatta diciamo da autorità diverse da quelle dei commercianti, perché ci fossero delle preparazioni al trattamento dei prodotti e alla lavorazione dei prodotti, avremmo noi aziende più modo di usare queste persone e non perdere tanto tempo per insegnarli a lavorare, per formarli, e magari dopo 5-6 mesi qualcuno ti dice: guarda, vado a pescare le vongole perché guadagno di più. Ecco, quindi... Però ecco, voglio dire, l'età media dei vostri dipendenti è alta o bassa? Cioè un ragazzo di 19 anni, 20, 25 anni, come si approccia al vostro mondo? Dice: no, per carità, puzza di pesce, no, preferisco fare qualcos'altro. Beh, secondo me tanti non vengono neanche ad approcciare perché il pesce puzza e sporca, secondo una tradizione. Altri sono... Cioè non sanno che ci sono aziende che lavorano invece, un po' come nelle stalle moderne, dove non si sente certo la puzza del letame, no? Sì, quindi dovrebbero capire e conoscere che l'evoluzione c'è stata anche in queste aziende. Certo. E comunque l'età media è piuttosto alta? L'età media della nostra azienda è molto bassa. Noi abbiamo un'età media, l'abbiamo calcolata l'anno scorso, credo sia 37 anni. Io sono il più vecchio. Massimo Barbini, allora, come avvicinare i ragazzi più giovani a questo mondo? State pensando a delle soluzioni oppure non avete problemi di questo tipo? Ma intanto c'è un'iniziativa che è unica in Italia. L'istituto che dicevo prima dell'Ipsia di Porto Tolle quest'anno ha aperto il primo anno di un quinquennio dedicato al settore dell'ittico, che va dalla pesca alla trasformazione, alla commercializzazione, le norme che disciplinano questo settore. Noi fra 5 anni sforneremo i primi diplomati in Italia che hanno fatto un percorso di formazione rivolto a queste imprese che stanno mutando la propria professionalità. Qui ormai di pesca in senso stretto si lavora con i pescherecci, ma quando il prodotto sbarca, quando entra nelle aziende, le norme che disciplinano il trattamento del prodotto, le norme igienico-sanitarie, l'internazionalizzazione, gli aspetti contrattuali, agisco con la GDO, con la grande distribuzione, devo avere un parco maestranze, delle professionalità dei collaboratori che devono essere al passo anche loro. Non ti puoi permettere degli analfabeti, di assolutamente sicuro. No, e devono conoscere le lingue, quindi un altro tema, e anche la parte informatica, perché
gli aspetti della digitalizzazione che questo settore sta prendendo ovviamente giustamente piedi, quindi bisogna puntare a far crescere il livello professionale e questa prima esperienza è sicuramente utile perché ci rivolgiamo ai giovani, anzi giovanissimi, per crescere con una cultura che di questa industria si può veramente fare del bene anche in una prospettiva di un'occupazione pulita. Questa è un'industria sana. Certo. Quindi si pensa sempre al manifatturiero, all'industria, alle emissioni, qui è un'industria sana. Certo, e quindi insomma bisogna conoscere le lingue per non essere fuori mercato e soprattutto muoversi bene in internet. No, questi sono i due, lo diciamo per chi magari cerca lavoro e che magari potrebbe anche averci ripensato un attimo su questo mondo del pesce. Coldiretti, la formazione, il personale, cosa ne pensate? Formazione importantissima, come Coldiretti abbiamo organizzato dei corsi per il conseguimento di titoli di coperta e di macchina, capobarca e motorista abilitato, marinaio motorista, di sicurezza e di igiene, proprio per venire incontro al senso degli altri colleghi qui. È fondamentale. Quindi se abbiamo la fortuna di avere delle marinerie dove i giovani maniacalmente rimangono nel mondo della pesca, perché il loro obiettivo è maturare l'imbarco, conseguire i titoli e diventare proprietari armatori di un peschereccio, quello che noi possiamo fare è dargli gli strumenti per conseguire questi titoli. Certo. Il futuro, ma c'è anche il passato, c'è anche la tradizione, cioè quando si pensa al mercato di Chioggia, io l'ho visto in qualche film, ma come me credo molti altri, affascina molto vedere il modo in cui il pesce viene venduto, no? Io ho visto un'asta particolare che a telecamere spente ne parlavo con Tiengo, ho detto che quello si fa in Polesine, a Chioggia si fa l'asta ad orecchio, io invece ho visto quell'altra asta, quella in cui uno comincia con la cifra e poi scende via via e poi chi decide di comprare alza la mano. Invece l'asta d'orecchio è molto più difficile. Sì, quella era l'asta infatti elettronica che con il prezzo a ribasso. Sì. E a Chioggia c'è una forma particolare di vendita, la vendita viene fatta 2 volte al giorno, quindi alle 3 del pomeriggio, sostanzialmente alle 3 di notte, e avviene attraverso una figura che è quella dei commissionari, cioè sono gli astatori che vendono in nome proprio per conto terzi, cioè per conto dei produttori, e la vendita può avvenire in 2 modi, o fondamentalmente attraverso una trattativa diretta con l'operatore che vuole acquistare il prodotto e quindi acquista il prodotto al prezzo che viene venduto da parte del commissionario, indicato al commissionario, oppure qualora ci siano più operatori interessati a acquistare il prodotto allo stesso momento, da parte dello stesso commissionario viene fatta l'asta d'orecchio, per cui il commissionario mette in cerchio tendenzialmente i soggetti interessati e ascolta l'offerta che viene fatta per l'acquisto di quel prodotto, fa più giri e alla fine indica... Quindi ascolta segretamente. Segretamente all'orecchio. E alla fine però deve indicare l'operatore che ha fatto l'offerta più economicamente vantaggiosa, il quale deve dichiarare, questo è tutto disciplinato dal regolamento, quindi non è una consuetudine, ma è per regolamento, deve dichiarare il prezzo di acquisto del prodotto. È una consuetudine che poi peraltro viene utilizzata abbastanza spesso, non è una cosa così rara, e devo dire che è bella ed è compito nostro tutelarla, preservarla. Credo anche però insieme a un'evoluzione tecnologica del mercato che sia fondamentale, perché non ci si può limitare solo all'asta d'orecchio, ma serve anche un'asta eventualmente di altro genere. Ne stiamo pensando anche con gli operatori, senza snaturare il mercato stesso e la storia del mercato. Certo. Tiengo, ne parlavamo a telecamere spente, è una cosa difficilissima fare un'offerta non sapendo quale offerta stanno facendo gli altri. Sì, è una cosa, io l'ho fatta per parecchi anni e mi sono trovato tante volte in difficoltà. Pensavo di essere quello che offriva di più, ma ho perso la partita perché invece qualcun altro, ma lì sta anche un po' all'abilità dell'astatore, perché non fa solo dei giri, ma lancia anche delle informazioni. Cerca di mettere in concorrenza? No, quando ad esempio ci sono due persone che sono vicine, dice ragazzi ditemi voi cosa mi date per l'ultima volta e poi
dedico la partita, allora loro capiscono che sono vicini, sì. E allora chi può offre di più, ecco, e che naturalmente hanno sbagliato a fare quell'offerta. E non è che hanno sbagliato, magari avevano quella quantità di denaro da poter spendere, perché a loro volta magari comprano per conto di altri. Quindi, certo. Le è capitato di rimanere senza assolutamente? La voglia, non una sola voglia. Niente, siamo al termine di questa trasmissione, ce ne sarebbero di cose anche da dire se si parla di tradizione, ma insomma magari lo dedicheremo ad un'altra puntata. Io ringrazio Massimo Barbin, Emanuele Mazzaro, Raffaele Tiengo, Alessandro Faccioli e poi i nostri due che sono intervenuti, Paolo Mancini e Fabio Padoan. E fra 15 giorni ci sarà un'altra puntata dell'Impresa al Centro.